Ascoltate, miei cari signori, questa storia assai commovente, a Vetrano accettando dolore, due famiglie distrutte da niente, due cugini giovani e belle, una è Sara e l'altra Sabrina, litigando una brutta mattina, la povera Sara la vita ci lasciò. Povera Sara, tutta Vetrano piange per te, perché eri bella come una rosa, ma non è giusto morire così. Povera Sara, non è giusto morire così. Sabrina aveva un fidanzato e Sara lo accarezzava, gli dava bacetti, innocente, ma Sabrina la guardava e era gelosa che un giorno la invitò ad andare a mare e da quel giorno non ha fatto più ritorno. Poverina la mamma di Sara, non vedendo la figlia tornare, figlia bella si è messo a gridare: dove sei, gioia mia del mio cuore? Al telefono chiama Sabrina e gli dice: dov'è la mia Sara? La Sabrina risponde: zia cara, la tua Sara è già andata via. Povera Sara, ma dove sei? Figlia adorata, ritorna a casa che sto soffrendo, ti voglio bene, tu sei la mia vita. Ma la mamma di Sara aspettò fino a tardi alla figlia, non vedendola più tornare andò nei carabinieri, ha detto: maresciallo, questa mattina mia figlia è uscita con mia nipote Sabrina e non ha fatto più ritorno a casa, cercatela, vi prego. Tutti i giorni cercavano Sara e la mamma aspettava e soffriva. A Vetrano c'era tanta paura, chi piangeva e chi più non dormiva. Son passate 3 settimane e di Sara niente si sa, e la mamma non mangiava e non parlava, voglia Sara portatela qua. Povera Sara, ma dove sei, figlia mia bella? Voglio vederti, anima mia, ti amo tanto, tu sei la mia stella. Ma i carabinieri subito sono andati in campagna a cercare a questa ragazza. Finalmente hanno trovato un telefonino e un pozzo là vicino. Ha detto: forse ci siamo. Hanno tirato fuori a Sara, l'hanno portata al paese, gli hanno fatto i funerali e tutto il mondo che piangeva per lei. Ma subito hanno arrestato lo zio. Lo zio dice: sono stato io. Dopo 2 mesi hanno arrestato anche la mamma di Sabrina. Sono in carcere ancora, ma non si sa chi è l'assassino. Povera Sara e povera Iara, anche Melania non esiste più. Chi ha fatto male deve pagare e deve pregare ogni giorno a Gesù. Povera Sara, povera Iara e povera Melania.